mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Ancora una volta. Tu sei il mio Dio, non dubito. Amen. Amen. Come vedete oggi non c'è mia moglie, la pastora Andrea, a cantare, a suonare, a lodare Dio, a guidare questa lode perché è a casa e ci scusiamo per la sua assenza, ma nostro figlio non stava molto bene. E io ti invito in questo momento a pregare al Signore. Metti anche mio figlio e la sua malattia in questa tua preghiera, ma metti ciò che più hai dentro il cuore in questa preghiera, Signore. Prenditi 5-10 minuti di preghiera, inginocchiati, gira per questo luogo, fai ciò che più ti senti di fare per metterti in comunione con Dio in questo momento. Sentiti libero di parlare con Dio e ogni tuo desiderio, ogni tua paura, ogni cosa mettila nelle mani di Dio in questo momento. Preghiamo insieme, prega nel tuo segreto, prega nel tuo piccolo. Dio ascolterà questa tua preghiera. Sentiti libero in questo momento di parlare col tuo Padre. Amen. Padre, in questo momento, Signore, siamo qua, Signore, per celebrare, Signore, il tuo nome, come è già stato detto. E vogliamo, Signore, celebrarti in questo momento con una preghiera a te. Perché, Signore, ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che possiamo avere viene solo da te. Ci rendiamo conto che ogni nostro desiderio, ogni cosa che risiede dentro il nostro cuore, noi possiamo ottenerla sì se la chiediamo a te. Ci rendiamo conto, Signore, che ogni afflizione, che ogni gigante, che ogni nemico, Signore, può essere abbattuto quando noi ci affidiamo a te. Ci rendiamo conto che ogni tentazione, che ogni nostra debolezza può essere sconfitta, Signore, se ci affidiamo a te, Dio. Noi ti preghiamo, Signore, perché ci rendiamo conto di tutto questo, ci rendiamo conto che tu sei il nostro Signore. E quando noi diciamo il nostro Signore, Dio, noi diciamo che tu puoi fare tutto nelle nostre vite, che noi affidiamo tutto a te nelle nostre vite. Oggi, Signore, io ti chiedo di guardare la preghiera di queste tue figlie e di questi tuoi figli, così tu ci chiami, Dio. Di ascoltarci, Signore, di guardare il nostro profondo, Signore. Ci ha insegnato, Signore, attraverso la tua parola che il tuo Spirito scruta i nostri cuori. Ci ha insegnato, Signore, che il tuo Spirito scruta le nostre menti, che ogni nostro pensiero ti ha rivelato, che ogni nostra parola ti ha rivelata. Tu che conosci, Signore, i nostri cuori, io ti chiedo, Signore, guarda oggi i nostri desideri, guarda oggi le nostre paure, guarda oggi tutto ciò che abbiamo in cuore di mettere a te, Dio. Io ti chiedo, Signore, che tu possa venire con la tua potenza, con la tua mano, Signore, nelle nostre vite, affinché, Signore, tu possa trasformare, Signore, ogni nostra preghiera, Signore, in realtà, secondo la tua volontà. Che ogni desiderio, Signore, possa trasformarsi, Signore, in qualcosa di realizzato. Che ogni nostra paura, Signore, che ogni afflizione che c'è davanti a noi, che oggi noi metteremo in questa preghiera, possa trasformarsi, Signore, in ciò che ancora di più ci farà avere fede in te, perché vedremo il tuo agire nella nostra vita. Che ogni gigante, che ogni ostacolo, Signore, che oggi noi metteremo in questa preghiera, indipendentemente da quanto grande per noi oggi possa sembrare, possa trasformarsi, Signore, in polvere davanti a te, Dio. Perché nulla si può equiparare alla tua grandezza, nulla si può equiparare alla tua gloria, nulla si può equiparare alla tua santità,
Nulla, Signore, si può equiparare a te, Dio. Noi crediamo in questo, affermiamo questo e per questo oggi noi siamo qua a pregarti, Dio. La nostra preghiera, Signore, è una forma di darti adorazione. Io ti chiedo, ricevi questa adorazione questa sera. Non ricevere solo le nostre lamentele, Dio, non ricevere soltanto ciò che stiamo gettando contro di te, anche se tu stesso, Signore, ci chiedi di gettare ogni nostra angoscia, ansietà, preoccupazione contro di te. Ma, Signore, io ti chiedo che ogni nostra preghiera possa essere ricevuta come un'adorazione a te, Dio, perché noi stiamo dichiarando tu puoi e solo tu puoi nelle nostre vite, Padre. Tu puoi e solo tu puoi nelle nostre vite. Noi stiamo dichiarando questo ogni volta che pieghiamo le nostre ginocchia, ogni volta, Signore, che noi ci inginocchiamo ai piedi del nostro letto, ai piedi del divano, ogni volta che ci inginocchiamo, Signore, su una sedia, Signore, ogni volta che chiniamo, Signore, così il nostro capo, noi stiamo dichiarando, Signore, adorandoti, Signore, dicendo non c'è nessun altro che potrebbe togliermi da questa situazione. Dichiariamo, Signore, che non c'è nessun altro che potrebbe tirare via da noi questo vizio. Dichiariamo, Signore, che non c'è nessun altro che può togliere da noi questa paura. Dichiariamo, Signore, che non c'è nessun altro che può restaurare la nostra casa, che può restaurare la nostra famiglia. Dichiariamo che non c'è nessun altro per mezzo del quale il nostro matrimonio può essere ricostruito, che non c'è nessun altro per mezzo del quale il rapporto con i nostri figli, con le nostre figlie può essere ricostruito, che non c'è nessun altro per mezzo del quale il rapporto con i nostri genitori può essere ricostruito, con i nostri fratelli, Dio. Dichiariamo che non c'è nessun altro per mezzo del quale i nostri parenti più stretti che ancora non conoscono Gesù possono fare quella confessione di fede che oggi ci permette di essere qua. Dichiariamo che non c'è nessun altro se non il tuo Spirito che può convincerci del nostro peccato, che può convincerci dei nostri errori, dei nostri sbagli. Dichiariamo che non c'è nessun altro per mezzo del quale noi possiamo ottenere salvezza. Dichiariamo che non c'è nessun altro nelle nostre vite, ma che tu sei il nostro Re, che tu sei il nostro Signore, che tu sei Dio al di sopra di ogni cosa. Dichiariamo questo ogni volta che noi ti imploriamo, che noi clamiamo a te, perché diciamo nemmeno io ce la faccio, nemmeno io che penso di saper fare ogni cosa, nemmeno io Dio ce la faccio, solo tu ce la puoi fare nella mia vita, solo tu puoi mettere un freno a questa situazione, soltanto tu puoi ricostruire tutto, soltanto la tua mano può darmi rifugio, soltanto tu, Dio, soltanto tu, soltanto tu. Ti chiedo, Dio, di accogliere le nostre preghiere. Ti chiedo di accogliere, Signore, le nostre preghiere, qualunque sia la preghiera che oggi ognuno di noi ha messo davanti a te, Dio. Ti chiedo, Signore, che tu possa rispondere a queste preghiere. È sempre secondo la tua volontà, Signore, ma io ti chiedo, Signore, guarda i nostri cuori, guarda la sincerità con cui ti stiamo chiedendo queste cose. Fai in modo che il tuo Spirito, Signore, possa visitarci, Signore, possa essere qua che aleggia in mezzo a noi, dentro di noi, e che tu, Signore, possa venire a risolvere ogni situazione e che tu possa mostrare che sei stato tu, Dio, che tu possa mostrarci che sei stato tu, che niente per le nostre forze, che niente per l'agire delle nostre mani, ma che è lo Spirito Santo di Dio, è lo Spirito Santo tu che può fare questo nelle nostre vite. Nel nome di Gesù, Dio. Nel nome di Gesù io credo, Signore, che tu sei un Padre che non ci lascia senza riparo. Io credo che tu sei un Padre che non ci lascia senza la gioia, Signore. Io credo che tu sei un Padre che non ci lascia in mezzo alla malattia, in mezzo all'avversità, in mezzo all'afflizione. Io credo che tu sei un Padre, Signore, buono, che ha solo il meglio per noi. Io credo questo. Abbiamo già vissuto questo nelle nostre vite, tu ci hai già mostrato questo, Dio. Niente ci può far cambiare idea. Tu sei nostro Padre. E io ti chiedo, Dio, vieni, Signore, vieni a mettere la mano, Signore, in ogni desiderio.
Vieni a mettere la mano, Signore, in ogni richiesta. Vieni a mettere la mano, Signore, in ogni paura. Vieni a mettere la mano in ogni avversità. Vieni a mettere la mano in ogni situazione. Vieni a mettere la mano, Signore, dove, Signore, anche, Signore, noi, Signore, non possiamo sapere che abbiamo bisogno, ma che Tu sai, Signore, perché Tu conosci ogni cosa. Vieni a mettere la Tua mano, Dio. Vieni a mettere il Tuo sangue, Dio. Vieni a mettere, Signore, il Tuo Spirito, affinché ognuno di noi possa gioire alla Tua presenza, affinché ognuno di noi possa cantare inni di gioia, possa rallegrarsi, Dio, possa ricevere quella ricarica che noi tanto predichiamo, Signore, in questo culto, possa ricevere, Signore, da Te quello che solo Tu puoi dare, Signore, possa ricevere vita, possa ricevere forza, possa ricevere una dose doppia del Tuo Spirito, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, ogni preghiera, Signore, che oggi è stata fatta, io credo per fede che Tu l'hai ascoltata, che Tu l'hai ricevuta e che la Tua mano già sta lavorando per compiere ogni richiesta che oggi è stata posta in questa casa. Nel nome di Gesù, questa casa di preghiera sarà una casa benedetta da Te. Io credo questo, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. 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 In questo momento facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Continuiamo ad adorare il nostro Dio. Io credo che Dio risponderà alle nostre preghiere. Io non conosco il cuore, non conosco le menti di tutti quanti voi. Tante volte non riesco a conoscere neanche il mio, ma Dio ci conosce. E lo stesso Dio che ci conosce è quel Dio che ha ascoltato queste nostre preghiere ed è quel Dio che risponderà a queste preghiere, come già tante volte ha risposto nella nostra vita. Preghiamo in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, che Dio possa riceverle, che Dio possa purificarle, che Dio possa essere adorato in questo momento, in questo modo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo consegnare a Te, Signore, ogni nostra decima, ogni nostra offerta, Signore. Ti chiediamo, Signore, di ricevere questa nostra forma di adorazione. Ti chiediamo, Signore, di purificarla, di consacrarla, Signore, di renderla santa, Signore, come Tu sei santo, affinché sia degna per Te, Dio. Signore, Tu che conosci i nostri cuori, Signore, sai che qua ci sono donatori gioiosi, Signore, che oggi stanno venendo a Te a portarti la loro adorazione. Per questo io Ti chiedo, Signore, benedici la vita di tutti quanti noi. Benedici la vita di tutti quanti noi. Io Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo Tu fai. Morti ancora si alzano, noi vinceremo. Possiamo vedere meraviglie che solo Tu fai.
miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi, credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi, credo ai miracoli quando ti muovi, che venga il cielo. Siamo qui per te, fai quello. Siamo qui per te, fai quello. Ti doniamo il cuore, fai quello. Ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi. Amen. Questa canzone parla di miracoli, di guarigione. Come abbiamo cantato sabato con la nuova canzone, noi crediamo in un Dio che fa miracoli, che ha fatto e ancora li farà. E io è da 3 settimane che sto male, che ho raffreddore, tosse e tutto e non riesco a guarire. Però io, mentre noi stavamo pregando, ho detto: Dio, io non so più quale medicina prendere, ma io so che la tua mano può curarmi. Io so che anche una sola tua parola su di me può curare tutto. Quindi io ti invito, se tu hai qualche malattia, se tu non stai bene oggi, se tu conosci qualcuno che ha bisogno di guarigione, prega per lei, dichiara la guarigione su questa persona. E io ti invito, se tu hai bisogno di un miracolo, che sia in qualsiasi area, che sia per te, che sia per la tua famiglia, che sia per tuo figlio, tuo marito, tua moglie, in nome di Gesù io ti invito a pregare per questa persona, che il miracolo accadrà, perché noi abbiamo fede. E nel mondo spirituale ciò che muove le cose è la nostra fede. E noi questa sera dichiariamo a un Dio che è presente qua la guarigione e i miracoli nella nostra vita. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi. Credo ai miracoli, credo ai miracoli. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Io credo ai miracoli quando ti muovi, che venga il cielo. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Ti doniamo il cuore, fai quello che vuoi. Ti muovi tra noi, ti muovi tra noi,
sera ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi con guarigione, ti muovi con cura, ti muovi tra noi, ti muovi operando miracoli tra di noi, ti muovi tra 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 noi. Saluto la Chiesa con la pace del Signore, amen. Potete sedervi. Tra poco, grazie, andremo a leggere il versetto sul quale il Signore vuole parlare con noi questa sera, sul quale il Signore sta parlando a me, al mio cuore. Facciamo una preghiera. Padre, oh Signore Gesù, io sono qui. Usami come un canale di benedizione. Tutto quello che hai parlato al mio cuore possa uscire adesso dalla mia bocca. In nome di Gesù. Togli ogni interferenza, Signore Padre. In nome di Gesù. Amen. Prima di tutto voglio chiedervi scusa per qualsiasi cosa, perché da dopo il proposito di 21 giorni di preghiera insieme, il Signore ha rotto delle catene della mia vita, sta ancora lavorando e sta facendo delle cose nuove in me. Mi sento svuotata di tutto e questa è la prima volta in cui mi dà un tema molto profondo sul quale mi sono messa in questa settimana in ascolto e sul quale poco fa adesso è arrivato il finale, il termine, la conclusione, tutto quello che è la predicazione, sul quale io sto sentendo la parola di Dio, la sua voce, così come sento la mia voce in questo momento che parla con voi. Quando il pastore mi ha chiesto di pregare, di predicare, chiedo scusa, Rebashone ribassaya sulicanda namanayas. Rebashone ribassaya sulicanda namanayas. Perché da pochi istanti fa che ho capito, allora è molto forte, quindi vi chiedo ancora scusa. Lo capirete dopo. Quando il pastore mi ha chiesto di predicare, mi ha portato in parte, io mi sono detta adesso che cosa vuole dirmi. Quando mi ha chiesto di predicare, mi ha detto allora la settimana prossima predichi tu, e la mia risposta è stata: di che cosa parliamo? Io so che come profeta di Dio devo essere vigilante e mettermi sempre in ascolto, soltanto che questa volta, come vi ho appena detto, è stata fortissima e non pensavo fosse in questa forma. E il pastore subito aveva un argomento, io di risposta ho dato un altro argomento, il pastore può confermarlo, e poi quando sono tornata a casa per tutto il viaggio in macchina, continuavo a parlare: ma di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Cioè, di che cosa parliamo, Signore? Cosa vuoi fare questa volta qua? Di che cosa parliamo? E avevo questa domanda. Torno a casa, parlo con mia mamma di alcune cose, ma di che cosa? E ho la conferma di quello che è il tema. E in questi giorni mi sono messa in ascolto. Ma in ascolto perché Dio ha usato tutte delle situazioni per farmi capire quello che è il tema, che è proprio questo, cioè di che cosa parliamo. E il mio stare in ascolto era proprio stare in ascolto così, con le mani incrociate. Potevo anche fatturare i minuti che ascoltavo le persone, dove le persone parlavano, io facevo silenzio, cosa strana perché mi piace interagire con le persone. Però di che cosa parliamo?
Cioè, di che cosa parliamo? Quando tu parli con qualcuno, di che cosa parli? Di che cosa parliamo? Cioè, abbiamo cognizione di causa, come si dice, cioè sappiamo, conosciamo, siamo informati, abbiamo cultura, abbiamo istruzione. Di che cosa parliamo? No, non so di che cosa parliamo. Allora, se siamo delle donne possiamo parlare dei capelli, potremmo aprire degli argomenti, dei temi vastissimi su ogni cosa, dai capelli alle unghie, alle mani, ai gioielli, ai diamanti, alla lussuria, ai vestiti, alle borse di marca, alle scarpe, a dove andiamo a scuola, al moroso che abbiamo incontrato, al marito. Potremmo parlare della nostra giornata quotidiana, di quello che facciamo, dei mestieri, di tutto perché parliamo anche di come facciamo l'amore con la persona che abbiamo accanto. Talmente il rispetto che abbiamo di noi stessi è poco. Cosa parliamo? Parliamo dei difetti perché ci lamentiamo. Ci lamentiamo sempre. Mai va bene una, non ce ne va mai bene una. Sì, ci lamentiamo. Se siamo degli uomini di cosa parliamo? Parliamo della barba, degli occhiali, delle macchine, degli animali, possiamo parlare del gatto, del cavallo, dello sport, del calcio, possiamo parlare di cultura, possiamo parlare di quello che è successo oggigiorno, no? Nella quotidianità, possiamo parlare di quello che è successo qua in Italia, là in Brasile, là in America, in qualsiasi parte del mondo, attualità, di malattie. Di cosa parliamo? Perché molte volte ci lamentiamo anche, no? Io so che tutti voi avete un cellulare, se volete usarlo in questo momento potete prenderlo e andare a cercare una persona che è in carrozzina. Forse non l'avete neanche ancora vista. Prendete pure il cellulare e andate a vedere. Una persona che è cieca, una persona che ha disabilità, una persona che è Down, una persona che ha delle infermità. Ti lamenti ancora? Hai da lamentarti? Cioè, sei sveglio oggi? So di che cosa parliamo, proponiamo un argomento, di che cosa parliamo. Una persona arriva davanti a te, ti chiama, cosa deve dirti? Cioè di che cosa parliamo? Parliamo di problemi, parliamo di lamentele, parliamo di che cosa? Abbiamo bisogno di sfogarci, abbiamo bisogno di un consiglio, non lo vogliamo il consiglio, cioè non è che ce ne frega del consiglio, perché le persone sanno già. Vedono e sanno le cose, solo che non hanno voglia di guardarle in faccia, perché la verità fa male. No, non è vero che la verità fa male, non fa male la verità. Ci dà fastidio che qualcuno ce lo dica in faccia, è ben diverso, perché io so qual è la verità, lo sai anche tu. Però se ce lo dici un'altra mi dà fastidio, cioè non dirmelo perché lo so, però, capito? Di che cosa parliamo? Cioè di che cosa parli nella tua giornata quando incontri qualcuno? Di che cosa parli? Fatturiamo i minuti di ascolto, facciamo i psicologi, facciamo le crocerossine, cioè soddisfiamo il nostro bisogno di aiutare qualcuno dicendo ho aiutato, ho fatto qualcosa. Sono due cose diverse. Di cosa parliamo? Il di che cosa parliamo è un tema di cui per la prima volta mi sono chiesta Dio cosa vuoi dirmi? Neanche Gesù, Signore, Dio cosa vuoi dirmi? Perché di che cosa parliamo è una domanda, cioè c'è una vastità di argomenti di che cosa parliamo. E in questa settimana il Signore mi ha portato tutte persone che dovevano parlarmi di cose, sì, però, cioè, di cosa parliamo? Ti ascolto, però di che cosa parliamo? Il 99% delle volte, sono il 100%, la persona aveva già la risposta, non è che serviva che gliela dassi io. Ce l'aveva, di che cosa parliamo? E a volte bisogna anche saper distinguere di che cosa parliamo. Sì, ok, ascoltiamo, però basta anche ascoltare. Cioè, sono stufa. Non ho più voglia di sentire di situazioni di persone che stanno male, che stanno lì. Basta. Cioè, bisogna dare un taglio, fine, abbiamo pregato, abbiamo digiunato, basta. Di che cosa parliamo? Sempre lì, sempre sulle stesse cose. Ho incontrato la sorella che voleva dirmi delle cose e non avevo neanche voglia di incontrarla. Non ne ho voglia, proprio il mio spirito era ribellione, non ho voglia di incontrarla, perché siamo sempre lì, sono passati gli anni, ci lamentiamo sempre sulle stesse cose. No, non ne ho voglia. Di che cosa parliamo? Per poi ritrovarmi a sentire le stesse cose e avere le conferme, ma io ringrazio Dio perché ha utilizzato quel momento per farmi capire rispetto a questo tema, che poi quando si arriva a parlare di Dio, uno anche si stufa. Di che cosa parliamo allora?
Di che cosa parliamo? Fatti la domanda e datti la risposta. Di che cosa parliamo? Di che cosa parlano le persone quando ti chiamano? Di che cosa parliamo? Questo è il tema. Di che cosa parliamo? E il Signore mi ha portato in un versetto. E ieri sera, quando ero in palestra, mi ha parlato della storia di questa persona. E poco fa mi ha dato un'altra conclusione. Di che cosa parliamo? Perché se io adesso vi dico che il Signore quando parlava insegnava, ammoniva, riprendeva. Non è che si stancava, lui continuava a dirlo, casomai si stancava che le persone non ascoltavano, si stancava che le persone erano anni che erano lì con le stesse cose, con gli stessi problemi. E quando le persone, quando i discepoli, quando gli apostoli, quando la gente andava da lui, andava per i miracoli, per le guarigioni, ma lui insegnava. Di che cosa parliamo? Parliamo di Gesù, parliamo di proverbi, parliamo di saggezze, parliamo di insegnamenti, parliamo di stili di vita, parliamo, non lo so, di Galateo, parliamo di un certo modo, come ci dobbiamo parliamo. Cioè il Signore qui ci spiega, Gesù, che quando era vivo, quando era qua, lui sapeva tutto. Quando incontrava qualcuno, lui aveva conoscenza, aveva saggezza. Di che cosa parliamo? Era pronto. Quando noi diciamo di che cosa parliamo, se io adesso vi dico il versetto, quantomeno, prima ancora del versetto, vi dico dove siamo, di che cosa parliamo? Luca, dove siamo? Antico Testamento, Nuovo Testamento, siamo nei Vangeli. Ci sono dei momenti in cui solo il libro che viene citato dovrebbe già farci capire quello che ci vuole dire il Signore. Ma come, Sonia? Allora, se ci sta parlando di inizio, di alcune cose, siamo là in Genesi, in Esodo. Se sta parlando di un certo atteggiamento, comunque di come mostrarci al Signore, come avvicinarsi, siamo là, no? Pentateuco, Numeri, Levitico, Deuteronomio, siamo là. Se ci sta parlando di guerre, siamo là nelle guerre. Ma come non ci sono? Anche adesso ci sono, ma magari là sono spiegate in maniera diversa. Andiamo nei Vangeli. In ogni parte dovrebbe già farvi pensare. Andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, sulla storia di questo ragazzo qui. Capitolo 23, dal versetto 39, ma vi cito gli ultimi versetti. Lo leggo lo stesso, dal 38 in poi. No, perdonatemi, dal 39. Dice così la parola, Luca 23, 39. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo, per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Io penso che questa sia la massima espressione di quello che è un dialogo tra un uomo e Dio. Cercherò di portarvi in profondità e il Signore agisce affinché porti in profondità come hai portato me. Noi vediamo un uomo che parla con Gesù. Se noi andiamo a vedere in tutti i versetti, in tutte le storie che ci sono nel Nuovo Testamento, noi vediamo persone che parlano con Gesù, chi lo riconosce e chi no. Si avvicinano a Gesù, il Signore compie il miracolo, c'è chi scappa via, c'è chi corre, c'è chi va a proclamarlo, c'è chi fa silenzio, c'è chi fa ognuno ha una propria reazione. Quindi sarete d'accordo con me? Succede qualcosa, qualcuno che parla, il Signore rivela e c'è un dopo, ok? Donna samaritana, per esempio, parla con una persona, non sa neanche chi è Gesù, questo gli rivolge la parola, sa di cosa sta parlando, lei poi va a dire: guardate che là c'è una persona che io mi sono anche chiesta, ma tutti sapevano che aveva 5 mariti, adesso il sesto quant'era? C'era chi lo sapeva, chi no, cosa? C'era bisogno che qualcuno glielo dicesse in faccia? Per rompere le catene, sì, c'è bisogno che diamo spazio. Perché il Signore vuole insegnarci e gli dispiace quando noi sempre passiamo per quella cosa lì. Perché vuol dire che non stiamo ascoltando. Ho detto prima che si potrebbe parlare di qualsiasi argomento, si potrebbe parlare ore e ore, come adesso quando Gesù insegnava. Se noi andiamo a vedere questo versetto, perché vi dico che è la massima espressione? Perché qui non c'è un ti amo
che tenga, non c'è una Ferrari, non c'è la massima quantità di diamanti e di oro che possa pagare la frase di quest'uomo e la risposta del Signore Gesù, che è Gesù. Perché se noi andiamo a vedere nell'Antico Testamento e noi vediamo comunque dialoghi, sì, si parla di guerra, è quella la Ruth che vuole mettere insieme, no, Noemi che vuole mettere insieme Ruth con Boaz, c'è tutta una serie di questioni, no? Adamo ed Eva che parla col serpente, c'è sempre qualcuno che dialoga, ma mai come il massimo livello di quest'uomo. Di questo ragazzo, perché non penso che fosse un uomo che avesse, non so che vita aveva, però io ringrazio Dio che ho la missionaria Sandra, che sempre mi racconta le storie e so da dove proviene la storia di quest'uomo. E quando ieri sera ero lì e mi sono chiesta come mai mi stesse portando in profondità, immaginatevi quel giorno quell'uomo crocifisso che scherniva Gesù, e crocifisso vuol dire che manca poche ore di vita, non è che manca molto alla morte, quindi sai a cosa stai andando incontro. E lui dice, si rende conto di quello che ha fatto, e mi è dispiaciuto ieri quando il Signore mi ha parlato di questo, perché mi è dispiaciuto, perché in quel momento lì ho detto, Signore, quest'uomo era buono, a noi appartiene la scelta del bene e il male. Quest'uomo era buono la sua vita, soltanto che probabilmente ha scelto un tipo di strada che l'ha portato fuori strada, e nel momento in cui se ne è reso conto, lui era già lì che stava per affrontare la morte, quanto il Signore Gesù. E quando era lì, che cosa gli ha detto? Gli ha spiegato, no? Per noi è giusto, per chi riceviamo la pena che ci rimeritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla, questi. Quante volte noi chiamiamo Gesù di questi? E siamo la donna samaritana, siamo Eva, siamo Caino, siamo Abele, siamo tutti quanti dall'Antico al Nuovo Testamento compresi, tranne quest'uomo che gli dice, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù, ricordati di me quando entrerai, non tra molto, nel tuo regno. Ha riconosciuto chi era Gesù. Ricordati di me, tu che mi hai messo al mondo, che sai della mia vita, io che ti ho salvato senza saperlo, quando tu ancora eri in fasce, perché Erode aveva proclamato questo editto di uccidere tutti, e adesso io che sto per morire, tu mi stai salvando, e lui neanche lo sapeva. Quando entrerai dove? Nel tuo regno. Gli ha dato la potenza, l'onore, la gloria, gli ha riconosciuto tutto. Tutto gli ha riconosciuto. Cosa gli risponde Gesù? 7 parole. Oggi tu sarai con me in paradiso. Ma io piango, perché io non ho Gesù adesso che mi dice questa frase. Perché anch'io voglio Gesù che mi dica questa frase qua. Non mi basta sapere che Gesù è morto per me ed è là. Io lo voglio quanto quella persona che era là e che gli ha detto, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Oggi tu, non domani, oggi tu sarai con me in paradiso. E quando ieri sera ero là in palestra, avevo proprio il bastone, Dio mi stava portando in questa profondità che Gesù poi ha aspirato, che sicuramente con la testa, no? Ha fatto così, che è morto, che si è rotta la cortina. È in quel momento lì che ha portato via quest'uomo, è pochi istanti dopo che è morto. È vero, è risuscitato 3 giorni, ma io penso, per quello che qui c'è scritto, che dopo Gesù il primo uomo che è entrato in paradiso con lui è questa persona. E questo significa, mi spiega, che Gesù vuole portare ognuno di noi. E quando adesso ero lì in ginocchio che piangevo, quante volte, Signore, io sono sulla croce. Io ero con la croce con te, così, che portavo le mie battaglie ogni giorno, che portavo quello che mi è successo, e ti dicevo, Gesù, ricordati di me, ma tu non mi hai mai abbandonato, perché Gesù non ti abbandona e ti dice, oggi tu sarai con me in paradiso, non domani. Oggi, quando tu muori, quell'uomo lì non aveva più possibilità nella vita, perché stava morendo, aveva i piedi così, era bloccato, non poteva più fare niente, ma poteva col suo cuore proclamare Gesù, proclamare Dio fino all'ultimo istante. Gesù gliel'ha lasciato. Cosa gli ha detto? Oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi, non domani, oggi significa che se tu muori io ti vengo a prendere, tu sei con me. E allora di che cosa parliamo?
Se non parliamo di Gesù, non siamo niente, è invano la nostra vita, perché io non lo so se fra 2 minuti vado fuori e muoio, ma quantomeno a qualcuno ho parlato di Gesù. Quando ieri sera il Signore mi portava in questa profondità e mi faceva male, perché mai avrei pensato a questo versetto. Poco dopo io so come mi sono sentita e c'era lì un ragazzo, lui mi ha detto: stai bene, ti senti bene? Ho detto: guarda, sì, stai tranquillo, Dio mi stava rivelando la parola di domani, davvero. E gli ho raccontato quello che sto raccontando a voi. E lui ha detto: tu ti sei fidata, tu hai voluto confidarlo a me. No, se io adesso esco fuori e muoio, questo ragazzo mi ha insegnato che io devo parlare di Gesù. Questo ragazzo ci insegna che se tu durante la tua giornata, quando tu parli di qualcosa con qualcuno, non ti agganci a un versetto, non ti agganci a qualcosa e entri con la parola di Dio, è invano. Che sia chiaro, è invano. Stai perdendo tempo, non stai aiutando nessuno, fatturiamo. Questo deve essere l'atteggiamento, che parliamo di Gesù. Quante volte noi siamo in croce? Perché non serve ammazzare qualcuno. Non sono, cosa c'era scritto qua, un malfattore, non sono un malfattore. Sì, lo sono, ho peccato, ho risposto male, io so cosa ho fatto nella mia vita di peccati. Ma Signore, grazie perché mi ha fatto sentire le emozioni di quell'uomo. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Se tu adesso avresti Gesù davanti, di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Io sto male, Gesù. Non va bene. Qua, là. Vai a vedere gli handicappati, vai a vedere quelli in carrozzina, vai a vedere quelli che gli mancano le mani, vai a vedere quelli che sono ciechi, vai a vedere quelli che non riescono a camminare, vai a vedere quelli, vai negli ospedali. Stai là 24 ore in pronto soccorso. Quando ti passa torni fuori, voglio vedere se ti lamenti. Ma non ho soldi, ma non ho qua, non ho là. Allora ritorniamo lì. Proverbi, torniamo nei soliti... Allora non abbiamo capito abbastanza. Non vi preoccupate, non vi lanciate su di me ogni vostra. Cioè quest'uomo qua era preoccupato se aveva o meno pagato la sua bara. È forte questa frase. Quest'uomo qua era preoccupato se in quel giorno là davanti a Gesù c'erano i suoi amici. Chissà se c'era qualcuno davanti a lui, perché poi sono ritornata oggi a rileggerla questa mattina e ho detto: ma pensa Gesù, tu sei morto? Cioè i tuoi discepoli non c'erano, gli apostoli non c'erano, le donne erano lontane, disperate per quello che succedeva. E se adesso suona la tomba in un battere di ciglia, Gesù ti chiama? Hai parlato di Gesù oggi? E se adesso tu sei là nella croce? Hai parlato di Gesù. Gesù, ricordati di me. Oggi tu sarai con me in paradiso. Non c'è ti amo che tenga, perché qui abbiamo la reazione dopo. Perché tu puoi dirmi: ma come, Sonia? Gesù ha compiuto miracoli. Se noi andiamo a vedere nell'Antico Testamento, quelli che ha compiuto prima, nel Nuovo, nell'Antico, io sono sicura che c'era il Signore, perché poco fa addirittura Dio è talmente più in là, talmente più grande, che ha una profondità tale che sembra quasi che non si presenta, se non in certi momenti dove c'è l'ira. È molto profondo, spero che riusciate a seguirmi in quello che sto dicendo. Ma se noi andiamo a vedere nel Nuovo Testamento, perché è lì dove abbiamo gli esempi al giorno d'oggi di persone che possono essere come noi rispetto all'antico, parlo a livello di persone che correvano da Dio, quindi qui vediamo dalla donna samaritana allo zoppo, al cieco, a tutta una serie di situazioni, a Jairo, alla vedova, a tutta una serie di cose. Cioè le persone andavano da Gesù per avere il miracolo e la guarigione. Ma quest'uomo non è andato da Gesù per avere un miracolo e una guarigione. Questa è la prima situazione in cui abbiamo un dialogo dove un uomo dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Non posso più ricevere miracoli, ho sbagliato, ma posso dichiarare nella mia vita, per quanto possa essere la peggiore, ho i brividi. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, perché Gesù non ti abbandona. E Gesù ha aspettato quel momento, ha aspettato che quell'uomo dichiarasse una frase, non ha chiesto un miracolo.
E tu magari sei lì che chiedi un miracolo, che chiedi delle cose, che ti lamenti, che non stai bene. E quest'uomo che cosa ci dimostra? Di che cosa parliamo? Che quando andiamo alla presenza di Dio davanti a Gesù, noi abbiamo la possibilità di parlare alto, di comunicare cose, frasi. Quali sarebbero le parole che dice adesso Gesù? Quali sarebbero le parole che dice adesso un'altra persona riguardo Dio? Non importa quale sia, perché agli altri fuori del mondo è permesso bestemmiare, allora è permesso che io alzi la mia voce, oh gloria a Dio, oh Signore grazie di questa giornata, ah ma io credo in Dio, ah ma guarda in quel versetto c'è scritto quello, ah ma guarda c'è questo quell'altro. È vero, la psicologa, mi ricordo, Lucileia, diceva ci vuole permesso per parlare di Dio, parlare di Gesù. Ok, è vero, ma nello stesso modo in cui il mondo fa così io posso reagire così. Poi con il permesso entro a parlare, però io posso parlare di Gesù. Come no? Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Chissà se là davanti c'era qualcuno che guardava, vediamo tra quanto muore. Vediamo come parli tu, perché magari vicino a te c'è qualcuno. Di che cosa parliamo? Sappiamo che noi in Cristo ascoltiamo, perché sicuramente quando arriva da noi qualcuno ha bisogno, ma sappiamo che di che cosa parliamo? La parola è la parola di Dio. Sappiamo che anche noi in Cristo ci lamentiamo, siamo umani, ma ricordiamoci sempre di quest'uomo. Di che cosa parliamo? Gesù, davanti a lui stava morendo. Gesù, sei ancora vivo? Gesù, siamo qua in due. Mi stanno frustrando ogni giorno, sto battagliandoci, Signore. Sì, siamo qua in due. E io ti chiedo, quell'uomo è morto? Quell'uomo sì è morto fisicamente, ma io so che per primo ha gustato la vita eterna. Perché il Signore Gesù, qui c'è scritto che dopo 3 giorni è risuscitato. Ma io sono sicura che quando Gesù è morto, si è rotta la cortina e lui già era in cielo risuscitato. È vero 3 giorni, ma cercate di seguirmi. Lui già era in cielo, in paradiso, anche quell'uomo lo era. Dopo 3 giorni è risuscitato, allora si è manifestato agli altri, è andato a farsi vedere. E gli apostoli, i discepoli, che camminavano con lui, non hanno avuto la possibilità di questa morte come quell'uomo. Si sono comportati in un altro modo, ma hanno ricevuto le loro cose. Quest'uomo si è comportato diversamente, ma che cosa ha ricevuto? Oggi tu sarai con me in paradiso. Si potrebbe predicare non so quanto tempo, una parola al giorno, oggi. Che vuol dire oggi? 7 parole, anche qua è perfetto il Signore. 7 parole, oggi, non domani, oggi. Oggi. Io, scritto in piccolo, non in grande, io uomo come te, oggi io uomo, perché tu mi hai detto che sono Gesù, io uomo, parla a te stesso, attento dove ti porta il Signore adesso. Oggi, io ti dico in verità, oggi tu persona, sarai dove? Sarai, futuro, tra poco sarai, non sarai, sei già qua con me, ma sarai, ti do la garanzia di dove vai, con chi? Coniugazione, assieme a qualcuno, me con io, Gesù, in un luogo dove? In paradiso. Dove ti sta portando il Signore Gesù? Che oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi tu sei con me in paradiso. Oggi tu che sei nei tuoi problemi, oggi tu che sei bloccato là, sarai tra non molto. Chiaro, quando moriremo fisicamente, spiritualmente, oggi tu sei con me in paradiso. Di che cosa parliamo? Non avrei mai pensato a questo versetto. E non avrei mai pensato in questo modo, perché di solito subito mi inginocchio, torno a casa, il pastore lo sa, mi inginocchio, prego, questa è la parola, arriva tutto, scrivo, e questa volta non ho portato nulla. E mi sentivo così tranquilla, così serena, perché in questo momento io so che Dio, fino a quando mi portava qua, era una prova di sfida con me. Fidati di me, perché sono io che parlo attraverso la tua bocca. Perché queste profondità io so che Gesù vuole portare anche te. Ti porta Gesù, oggi io. Ti fa arrivare il Signore. Lo sperimenti con Dio. Perché quando sei là sopra sono in 3.
E per sentire tu hai bisogno di essere collegato. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, non quando morirai. Non sapeva neanche come andava, non sapeva neanche, nessuno lo sapeva, ma lui era il primo uomo. Chissà quanti anni aveva, chissà, a volte sono curiosa, mi ricordo le storie della missionaria Sandra, ma chissà, un giorno, proprio ho detto, io un giorno voglio incontrarlo, voglio sapere quanti anni avevi, cosa è successo. Io penso fosse giovane, un anziano no? E adesso che vi dico perché un anziano no, noi non sappiamo, fino al punto in cui noi non possiamo dedicarci a Dio, rivelarci a Dio e dichiarare Gesù, perché magari noi passiamo una vita santificandoci o allontanandoci dalla Chiesa e poi all'ultimo momento, Gesù, aspetta, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, di che cosa parliamo. Fratelli, questa è la parola. Non so spiegarmi altro se non questo, che Dio possa parlare con voi così come ha parlato con me, che vi porti nella stessa profondità. Il di che cosa parliamo è un punto di domanda, di che cosa parliamo. Ricordatevi sempre quando qualcuno è davanti a voi, di che cosa parliamo. Quest'uomo ha parlato con Gesù e gli ha risposto subito. Quando qualcuno viene davanti a te, parla con Gesù e puoi rispondere subito, ma parla di Gesù, perché nessuno sa quanto dura la nostra vita. Se è un attimo, se è perché ci hanno ucciso, se è perché il diavolo ci attacca e non abbiamo più forze, ma quello che sappiamo è che noi anche sulla croce possiamo alzarci e dire: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, punto esclamativo. Questo è l'esempio di uno del dialogo più bello, fratelli, magari voi ne troverete altri, ditemelo, ma il più bello, perché cosa diresti davanti a Dio sul punto di morte? Ah, perdona i miei peccati, ho i brividi. Ah, Signore, questa, ma quella volta, Signore, ti amo, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Gesù, ricordati di me. Quando entrerai nel tuo regno, io in verità ti dico, doveva fare questa introduzione. Io in verità ti dico, perché doveva farla? Me la sta spiegando adesso il Signore, perché se non l'avesse fatto quello, lui non avrebbe dimostrato e risposto a lui nel momento in cui gli ha detto: Gesù, sì, sono io in verità ti dico, io so che sono la verità, ma tu non lo sai, tu mi accetti adesso e ormai il tempo è poco per spiegarti, oggi tu sarai con me in paradiso, vieni là perché con me ti spiego ogni cosa, con me tu apri la Bibbia e diventi saggio, con me tu sai ogni cosa, con me tu passi da Genesi a Apocalisse e io ti porto in profondità, ti innalzo, ti do le parole, vai in Proverbi, vai ovunque, vai qua, vai ovunque. C'è chi si è nascosto con la faccia appena visto la presenza di Dio, c'è chi l'ha visto in faccia al Signore Gesù, c'è chi gli ha parlato insieme, lui ha detto che ha 5 mariti, c'è chi e dopo l'ha detto e lui davanti a lui, perché poi ieri quando avevo questo bastone mi sono anche chiesta, ma pensa, era così inchiodato e poteva fare così, poteva vederlo in faccia, chissà se forse lo vedeva con te, chissà. Ma non importa se noi non lo vediamo in faccia il Signore adesso, non importa se io non vedo Gesù, non importa, ciò che importa è che io dichiaro che sei tu, Gesù a qualcun altro, Gesù, ricordati di questo mio fratello quando entrerà nel tuo regno. Oggi in verità ti dico, tu, al tuo fratello sto dicendo, tu sarai con me in paradiso. Perché magari quella persona non ce la fa più, ma se tu la presenti a Dio, a Gesù, lui può fare qualcosa, lui fa qualcosa. Quindi di che cosa parliamo? È di Gesù. Se non c'è Gesù in almeno un dialogo, in almeno una virgola, è invano la nostra giornata, è invano tutto. È invano tutto. Di che cosa parliamo? Ma Signore, proprio a me di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Parliamo di te. Parliamo di te. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. E faccio dire mia saia suricanda la madonna.
Non so quali sono le tue ferite, non so quali sono i tuoi problemi, le tue problematiche, ma so che il Dio in cui io credo mi sta mostrando persone con delle mani inchiodate a dei pezzi di legno, persone che sono stanche, persone che non ce la fanno più, non hanno più voglia di scendere dai loro problemi, di distruggere, di rompere le catene, di pregare. Ma anche se queste persone non ce la fanno più e possiamo essere noi inchiodati alla croce, o possiamo essere noi davanti alla croce che guardiamo queste persone, quando noi in spirito, perché il Signore mi mostra i corpi di queste persone, quando noi dichiariamo Reba Shulire Biasaio Suricanda Ramadaio, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Dal Signore è uscito sangue e acqua per curare e per guarire. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Che il Signore possa togliere ogni chiodo, che il Signore possa curare ogni ferita, che il Signore possa guarire ogni persona, che voi possiate riprendere in mano la vostra vita, che possiate essere curati e guariti, perché sappiamo che in Gesù soltanto, il nostro Signore Gesù, Dio Salvatore unico ed eterno, c'è la vittoria, c'è la potenza, c'è la gloria, c'è il sostegno, c'è la cura, c'è la guarigione, in Lui c'è tutto. In nome di Gesù. Questo è quello che il Signore parla al mio cuore. E mi mostra un fuoco che divora, perché quando noi proclamiamo questo, quando noi dichiariamo questo, che sia per noi o che sia per gli altri, il Signore scende. Il Signore scende perché non è più sulla croce, arriva da noi, ci prende, ci cura, ci salva e ci porta con Lui in paradiso. Questa è la parola. Ringrazio il pastore per l'opportunità, vi ringrazio anche per la pazienza, ringrazio il Signore che questa volta così ha voluto e così è. Questa è la parola, grazie fratelli. Amen. Penso che questa parola abbia parlato con tutti quanti noi in un modo diverso. Una delle tante cose che Dio ha parlato con me questa sera, che ha detto qua la missionaria Sonia, è che il mondo si permette di bestemmiare, il mondo si permette di dire questo e quello. Allo stesso modo anche noi non possiamo ma dobbiamo permetterci di dichiarare il nome di Gesù. Amen. Che Dio ti benedica, Sonia. Facciamo una preghiera per concludere questo culto, ringraziando il Signore per ogni parola che questa sera ci ha dato, ringraziando per come Lui è stato qua questa sera in mezzo a noi. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti perché, Signore, questa sera usciamo di qua diversi da come siamo entrati. Usciamo di qua, Signore, con una porzione in più del tuo Spirito, Signore. Sappiamo che tu hai parlato ad ognuno di noi ciò che ognuno di noi doveva sentire per trasformare la sua vita, Signore, per uscire di qua ricaricato, per essere pieno del tuo Spirito. Io ti chiedo, Signore, di accompagnarci in ogni altro giorno di questa settimana, non lasciarci mai, ma metti in noi, Signore, parole di vita eterna, Signore. Ricordaci, Signore, di ciò che tu ci hai detto questa sera, ricordaci di come tu hai risposto a quel ladrone, Signore. Insegnaci ciò che dobbiamo dire ogni giorno, affinché, Signore, quando ci chiederemo di cosa stiamo parlando, la risposta sarà Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo che è con ognuno di noi siano con noi oggi e sempre, e ognuno